Salute a tutti, benvenuti su Telediario. Un messaggio su la forza de volontà de sa vita seguendo sorbiso suo fino a 70 anni. Un esempio che ti adesso essere impreato per vestire animo a tutto questo giovane sardo che abbandonano si scuola de sobricu se non si pagare sa licenza media. Prozia chi scheda Careddu invece se Nugoresa naschi da su seghi de gennaggio de su 1920 o è staberto su bisu de cagabare sus studios. Un bisu abbarrato cuado in un calassio quando faghia sa terza elementare in Nugoro e come maestra ia da Marianzela Maccioni. Appustisi di una vita colata a pesare sa famiglia, ai bitus ornebotes e laureandisi, questo manzano proprio in si scuola media dedicata a sa mastra sua ha fatto esame di licenza media. Sia chi scheda, accompagnata dai suo nepote Daniele, è entrata in aula e si attende la BV di Pasqualina Ledda, che l'ha da zuada in questo percorso e sa commissione d'esame. Ma bifin per i sorfizzos, sornepotes e sas autoridades scolasticas provinciales è rappresentata dal suo provveditore Pierangela Cocco e cittadinos su primus indico Alessandro Bianchi e s'assessore a istruzione Paola De Muru. Oe ha fatto una prova orale, caso tema iscritto sia chi scheda l'ha dettato a sos commissarios. Un esame è andato bene che sa commissione ha promovido a voto sprenoso. E non seste commovida sia chi scheda e via, tutto il fin con salabriga in sogru. Può concludere una vita a letto una lettera per tornare grazie a sa mamma di tutto che ha fatto per sa famiglia. Si squadra mobile della questura di Nugoro a concrimento della indagine sopra un Nugoro di estorsione in fonne ha eseguito 3 provvedimenti restrittivi firmati dai suoi GP Claudio Cozzella a carico di 3 persone della vita. Questo Manzano, agente della sezione reatos contro suo patrimonio, hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare de sos arrestos domiciliares contro Giuseppe Garippa, 40 anni, operaio forestale, e Tonino Garippa, 46 anni, disoccupato. Un'ordinanza di sobrigo de dimora è stata emitita a carico di una femmina di 31 anni. Sono 3 sos indagados per su reato di tentata estorsione in concorso. Un'altra persona, un agricoltore di 46 anni, sempre de fonne, è indagato per tentata estorsione. Sono fatto scontestato su un desagabbo di su 2002, in su 2003 che sa indagine di squadra mobile hanno scoperto e firmato minezza e punnar di estorsione. Finistata indagata a 2 persone e su 3 di maio hanno colato sos agenti di squadra mobile di Nugoro diretta da Fabrizio Mustaru con sa supervisione di suo pubblico ministero Andrea Schirra hanno perseguito domos e siendas agricolas in Fonne, Villassor, Serramanna e Decimo Puzzu. Sos provvedimentos de OE tancano indagine azzuata da esa perizia arfonica e consulenza calligrafica fatta da esa polizia scientifica. Sa greffa di fatti si pedia dinari promedio de litteras anonimas o telefonadas. Sas indagines han permittido de accertare che sono malassortados o minezzados fin 3 pensionados, uno libero professionista, un allevatore, tutor de fonne. Sas minezzas han sconnortato a bidda su punto che su Comitato Provinciale Prosordine e sa Sicurezza Pubblica ha pedido a sar forza al desordine di aumentare sos controllos e sos servizios pro poter agattare sos responsabiles. È entrato ad un supermercato a Osciande Casteddu, ha comprato un merce per belle 300 euro e ha cercato di pagare con un biglietto falso di 500 euro. Ma non le stessi a suddu a Walter Edoardo Sinisi, 47 anni, argentino, domiciliato in Villa Simius. L'ha incassato e arrestato. Su cassieri di fatti si è stabilizzato che su dinari vifrasso e a motivo diretto sos carabinieri. A su locus un superior direttus militare desi stazione de Santa Vendrace che per chi si indesomine sa domo sua hanno agattato atero 2 biglietti frassos o consumatessi numero de matricola. E come non firmamos un'iscuta procussitos pubblicitarios. Vuoi prepararti per l'estate? Iscriviti ora ai corsi di scuola di nuoto, il Nuoto Club Nuoro ti insegna a nuotare. Sono aperte le preiscrizioni alla scuola nuoto 2014-2015. Bambini, ragazzi, adulti. Iscriviti entro il 31 maggio e riceverai in omaggio una tessera di 4 ingressi per la piscina estiva di Farcana. Nuota in famiglia. Genitori e figli insieme la domenica mattina da ottobre 2014. Nuoto libero la mattina dalle 7:30 in poi. Nuoto sincronizzato. Avviamento e agonistica. Scopri le formule mix fra piscina, palestra, acqua gym, aerobica, slim belly. Buoni omaggio per farti conoscere le varie attività. Per info iscrizioni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Telefono 0784 23 07 74.
A Regola d'Arte Acconciature, il nostro nome è il nostro motto. Tuteliamo la bellezza e la salute dei tuoi capelli. Nei tagli e nelle colorazioni c'è la professionalità inconfondibile del marchio A Regola d'Arte. A Regola d'Arte, la vostra fiducia è la nostra forza. Felicina accorda Elis è stata confermata a Saghia desa UIL provinciale. Sor delegato sono riunidos in Ozzana pro la 6ª congresso provinciale e l'hanno eletta a Umanitate. Un impegno difficile su de Felicina accorda in un territorio che è spattinde pro sa crisi. Sas infrastrutturas oramai antigorias e bezzas su pago conti pizzu desa politica regionale e nazionale. Elis in un discorso suo Felicina accorda di indicare due priorità su traballo e si sviluppo. Traballo che tocca di dare risposte impresse a chi è fuori del suo mondo della produzione o si attende un traballo o è disoccupato. Pro questo si Stato e sa Regione devono avviare un piano straordinario di suo traballo che ponza di insicurezza sas infrastrutturas che bisoggiai, da sas stradas a sas scolas e minime su rischio idrogeologico. E per lo vagare bisogna da porre in mano a sa revisione dei spesa. Pro su chi pertocca si sviluppo, bigare nel progetto apposito ormoende da chi può dare sul territorio in campo produttivo, ambientale e culturale. In questo campus a Huila da Manau, Parisa sa CGL, Cisle e Confindustria, un progetto strategico che torna da porre di moto sul territorio nugoresu e parare fronte a un disaccato che oramai non chiede da brandare. Su movimento la città in comune attacca sa maggioranza del centro-sinistra che guida su comune di Nugoro e pedi sa del Missionese. Sa pedra de su nodo e su bando prosarga che ti atteppe di separare sa società del servizio NOA che deve di entrare a sul posto del nuovo ambiente. In una risposta scritta a interrogazione del su cussizeri comunale Paolo Manca s'è giunta da descrivere de transiu de altro 2 mesi la pubblicazione di su bando. In una nota firmata sa segretaria del suo movimento ammenta che il cusso de sarghe spezzi surtimo di un montone di questioni se mai concluia sa da amministrazione comunale. Su servizio est in proroga da su 2010 si legge in sanotta, de su bando nou manco andamento fare. Sa giunta ha deciso che su 30 de lampada sa depia da gabare tutti i procedimenti, ma da sa risposta dell'assessore la PA a s'interrogazione dei su consiglieri della città in comune si comprende che biga regala una paia de mesi per definire su progetto, pubblicare su bando, fare sa graduatoria e assegnare su servizio. In sintesi, a chi l'importa da sia cada proroga tocca di tornare a negoziare su contratto con gastos o prosor cittadinos che si viene a baiulare, aumentos oramai fuori del controllo. Un ischeletro impiccato con sospizi che sei in carriera di Roma indennantisi del suo cussizio regionale in sintesi della manifestazione promuovita da Associos e Comitados pro Narrechinono, un'altra volta a Sarbases e a esercitazione militare in Sardegna. Una manifestazione cussa de Custo Manzano fatta prima della discussione della mozione unitaria in Consiglio che pertocca sa trattativa con si Stato subra della militarizzazione della Sardegna per la conferenza nazionale de Crasa in Roma. Su Consiglio e su governatore si legge di un volantino dato in sintesi della protesta fino a come si indesuni affuttioso della richiesta e della proposta noasa, dunque siamo a presidiare sul palazzo per lamentare questo che chiedimos. E come borlasse una teriscuta prosa pubblicità. In una vita come te a Nugoro, che ischimos tutto e tutto, che aiutamos os amigos, iuve semos a patria e sa valentia, ma iuve in Nugoro non donamos su sangue per chi ha bisogno, sa valentia, ponimelo per aiutare sus atteros. Dona il sangue, avrà in cambio un sorriso. Diventa donatore abituale. Iscriviti all'Avis Comunale di Nuoro. Ella ha una struttura sanitaria dei primori e dunque sa su Santo Raffaele de Olbia e si attende sul piano industriale. E su Chinara sa Confcommercio Sardegna per medio del suo presidente Agostino Cicalò che va e dà de opportunità del suo turismo sanitario. Non siamo su favedande de biazzor de speranza, ma del mercato turistico che a livello mondiale è di 100 miliardi di dollari ed è destinato a crescere de su finti pochento. Pensi stos Estados Unidos, su un 6 milioni di americani che Simone Progusso, Nara Cicalò.
ma si siamo convintos de avere una sanità de primore, proite non l'impreamos a scopo turistico. Siamo faffeddande de tutto questo che muove per odontoiatria, chirurgia vascolare, ortopedia, trattamento dell'obesità, diagnostica e controllo medico completo, chirurgia estetica e altre specialità che bisogna già in sanità sarda. Su un 13 as propostas de legge sobre as patologias de importo sociale mannu che as Alzheimer, endometriosi e sul disturbo del apprendimento. Las ha presentadas custu manzanu in Consiglio regionale su PD che su 11 de Lampadas ad appidu in via libera d'esaula a su testo unico sobre as fetopatia alcolica approvato a sumanidade. Sas propostas sono state presentate in sintesi di una conferenza stampa su un intervento che punnano a prenare bodios legislativos o a giornale legges già in vigore, ha narrato su capogruppo di SUPD Pietro Cocco. L'obiettivo è quello di che seguire le altre regioni italiane e dare strumenti alle strutture sociosanitarie. La prima proposta di legge ha narrato Lorenzo Cozzolino, primo firmatario del provvedimento, riconosce che l'endometriosi come malattia sociale e tutti i interventi sposa prevenzione, sparginamento della conoscenza, studio e assistenza. L'iniziativa del PD prevede pure un registro regionale dell'endometriosi. Su dei due provvedimenti punna ad assentare le unità di valutazione dell'Alzheimer e istituire la rete regionale di riabilitazione cognitiva. In Sardegna, narrò Cozzolino, in 20.000 casos accertados a demenza senile su de 13 su un caionador des Alzheimer. L'iniziativa nostra punna da un intervento integrato in sos territorios pro assistere sor malaidos e sar famiglie in soro, paris a sos associos de volontariado. L'ultima proposta de legge pertocca a sas personas con disturbos specificos de apprendimento. Sospizzinos con sa dislessia, narrau Cozzolino, abbarrano a medal bortas a che in assistenza caso disturbo non viene riconosciuto. L'obiettivo è quello di vaghe di diagnosi precoce della patologia e intervento di sostegno in campo sociale, economico, sanitario, scolastico e professionale. In sa schida inveniente si serve commissione di Consiglio regionale ad applicare in esame tutti i provvedimenti. Gasi come è scapitato pro sa fetopatia alcolica narrato su presidente della commissione sanità Raimondo Perra, sos provvedimenti hanno essere approvati in presse pro essere presentati posaula. E questo è il che morfiniu in noga e buon saluto, adios a tutti.